Incredibile tragedia a Negrar nel Veronese, 51enne scende dalla jeep per scaldare il motore ma l'auto riparte in retromarcia, lo travolge e lo uccide. Vani i soccorsi. Autonomia si avvicina alla firma dell'accordo, il governo ha presentato una nuova bozza che recepisce le richieste di Veneto e Lombardia. Giancarlo Gentilini non rinnoverà la tessera della Lega Nord, amore è finito anche formalmente tra lo sceriffo e il Carroccio, contro il quale correrà alle amministrative di Treviso. Noale sconvolta per la morte del 14enne Alessio Bertoldo, promessa del ciclismo, morto per una leucemia contro la quale lottava da un anno. Arrestato dai carabinieri di Padova, un malvivente croato ricercato per una lunga serie di rapine, soprattutto nei negozi, alcuni colpi messi a segno addirittura nel 2005. 57enne vigile padovano vince una causa ventennale contro il comune di Cittadella per una negata promozione a vicecomandante, ora dovrà essere risarcito con 400.000 euro. La 18enne Erika Chia di Castello, la Maria del Carnevale di Venezia 2018, oggi pomeriggio l'incoronazione in piazza San Marco nel giorno di martedì grasso, è attesa anche a Treviso per i carri di Carnevale in centro. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con una incredibile tragedia della strada, una tragedia che si è consumata questa mattina poco prima delle 8 in via Masetto a Negrar, nella provincia di Verona, sulla collina che guarda verso la città. A trovare il corpo senza vita di un 51enne è stata la moglie e la dinamica, prima ricostruzione della polizia stradale, davvero incredibile. L'uomo pare sia sceso dalla sua jeep che aveva messo in moto, era sceso per scaldare il motore, ma a quanto sembra l'auto è ripartita in retromarcia, sarebbe scivolata verso valle travolgendolo per poi ribaltarsi sopra il 51enne. Sul posto, oltre alla polizia stradale di Bardolino, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo dal peso del fuoristrada. Gli operatori del 118 sono arrivati con l'elisoccorso, ma non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso per le troppo gravi ferite riportate dal 51enne. Una davvero incredibile tragedia e intanto sempre per quanto riguarda i drammi e le croci sulle strade, a Borso del Grappa una famiglia piange la scomparsa del 59enne morto ieri in Valsugana in un terribile schianto. Lutto a Borso del Grappa per l'improvvisa scomparsa di Mario De Felici, l'imprenditore 59enne morto ieri nel terribile incidente in Valsugana. De Felici abitava da una decina d'anni a Borso assieme alla moglie e ai 3 figli. Aveva preso casa in via Lavazze, proprio al confine con Mussolente. La notizia della tragedia ha destato profondo cordoglio in paese, ma anche a Bassano del Grappa, dove la famiglia era conosciuta e dove la moglie ha un'attività commerciale. Lo schianto terribile ieri, poco dopo le 13, lungo la statale Valsugana tra Grigno e Ospedaletto, in provincia di Trento. Uno scontro frontale tra 2 auto, una BMW e la Nissan di De Felici, scontro che non ha lasciato scampo all'imprenditore morto sul colpo. Ferito in maniera grave anche l'altro automobilista, un 33enne di Enego, ricoverato all'ospedale di Trento. In corso di accertamento da parte dei carabinieri di Borgo Valsugana la dinamica della tragedia. Dai primi riscontri pare che una delle 2 vetture abbia improvvisamente sbandato andando ad invadere la corsia opposta sulla quale sopraggiungeva l'altra auto. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Quel che è certo è che la tragedia si è verificata in un tratto della Valsugana privo di spartitraffico e già funestato più volte da altri gravi incidenti. La data dei funerali di Mario De Felici non è ancora stata fissata. Lasciamo adesso per un attimo la cronaca per parlare di un tema importante come quello dell'autonomia del Veneto, perché si avvicina, sembra avvicinarsi la firma dell'accordo della preintesa dopo la prima bozza con delle modifiche chieste dal governatore Luca Zaia. È arrivata una seconda bozza di preintesa da Roma e questa sembra soddisfare maggiormente le richieste sia di Veneto che di Lombardia. Autonomia del Veneto, la firma dell'accordo con il governo che nei giorni scorsi sembrava allontanarsi, pare aver avuto nelle ultime ore un'insperata accelerazione. Ieri infatti è stata presentata a Veneto e Lombardia, le 2 regioni del nord che lo scorso 22 ottobre hanno votato referendum, una nuova bozza di intesa che va incontro a quelle che sono le richieste di Zaia e Maroni. In particolare, dal nuovo testo della bozza di intesa sarebbe stato eliminato il criterio della spesa storica, inserito invece nel primo documento come base per il trasferimento
trasferimento delle risorse dallo Stato alla Regione, un criterio inaccettabile per il Veneto perché prevede il trasferimento alla Regione della stessa cifra spesa per quel capitolo l'anno precedente, un criterio che va a penalizzare quindi chi è virtuoso ed ha speso meno razionalizzando le risorse rispetto invece a chi per sprechi o inefficienze ha speso di più. Ebbene, il nuovo testo avrebbe sostituito alla spesa storica il criterio del costo standard, assai più gradito alle regioni virtuose come appunto il Veneto. Questo parametro prevede il trasferimento dallo Stato delle risorse per un servizio calcolate in base alle migliori condizioni di efficienza ed appropriatezza. Ecco dunque che sulla base di queste modifiche la nuova bozza d'accordo sull'autonomia potrebbe essere firmata a breve, come annunciato ieri a Milano dal governatore Zaia ad un incontro elettorale con Maroni e Toti. Ci hanno proposto una bozza di preaccordo che abbiamo, tra virgolette, contestato, abbiamo osservato, se ne hanno riproposta un'altra nelle ultime ore che sembra che sia molto più in linea con quello che chiediamo. Io spero si riesca a firmare, cioè questa è la nostra idea. Intanto prosegue la campagna elettorale in vista delle politiche del 4 marzo, ci sono tanti temi sul piatto, uno dei temi di cui sul quale si dibatte è quello della flat tax. Ieri a Ring, nel nostro talk show politico del lunedì, la politica alle corde, c'è stato un duro scontro proprio sulla flat tax, protagonisti del Ring Zanonato, D'Arè, Bisato e Motta. Vediamo. Deve essere il cittadino che controlla il cittadino. Se tutti i dipendenti possono scaricare, saranno loro a chiedere lo scontrino fiscale, perché lo scaricano. Ma avete introdotto un sistema che va bene che l'operaio sia reddito fisso, paga quello, anzi lo paga il dipendente. Questa è un'altra cosa, si chiama contrasto di interessi. Questa è un'altra questione. Ma questo fa arrivare i soldini insieme, fa arrivare i 15% nelle casse dello Stato, nelle casse dello Stato qua chiude in 6 mesi, non in 6 anni, 6 mesi. Ma sì, in più ci aggiungiamo tutte le proposte che vengono fuori, 1.000 euro al mese e togliere la Fornero, cioè 300 miliardi, non è che basta una legislatura. Voi avete allungato la vita lavorativa, fosse stata anche quella vera, magari vi sarebbero anche da questo punto di vista. Voi avete allungato la vita lavorativa perché non sei con Berlusconi. L'avete fatta voi la Fornero, l'avete fatta voi la Fornero, non l'abbiamo mica fatta noi vogliamo toglierla, voi l'avete messa. Diciamo, la Lega non l'ha firmata, però adesso noi la Fornero la vogliamo togliere, è uno dei primi punti del nostro programma. Sei con Berlusconi dice il contrario però. Ah beh, ma guardi, finite una modifica la vuole fare anche Berlusconi, una modifica. Ci troviamo dopo le elezioni. Intanto in casa Lega, almeno a Treviso, si consuma un divorzio che era ufficioso da tempo ma che diventa ufficiale nel momento in cui Giancarlo Gentilini, lo sceriffo di Treviso, annuncia che non rinnoverà più la tessera della Lega perché dice non si riconosce più in questo partito e anzi correrà contro il partito, ovviamente non solo contro la Lega, alle prossime amministrative. Io rimango un leghista targato 1994. Con la Lega di oggi non vuole più avere niente a che fare lo sceriffo Giancarlo Gentilini, conferma che non rinnoverà la tessera e di certo, non intendendo appoggiare il candidato scelto dal Carroccio, non ci sta a farsi buttare fuori, meglio chiudere qui. Io non rinnovo questa tessera, la mia tessera è quella del 1994, della Lega Popolare, della Lega Rivoluzionaria, della Lega che amava il popolo e i cittadini. Questa ama altre cose e quindi io non mi sento più. Le trattative per riagganciarlo alla coalizione di centrodestra che sosterrà Mario Conte sono ancora in corso. I bene informati parlano di fili non ancora recisi e la settimana che si è aperta è quella determinante anche per capire che fine faranno figure ponte come Sandro Zampese, a cui lo sceriffo avrebbe chiesto di candidarsi a primo cittadino. Per Gentilini però la Lega è un capitolo chiuso. Non c'è nessuna possibilità di rientro perché dal 2013 nessun esponente in alto grado si è mai degnato di chiedere come sta Gentilini e anche nella designazione del sindaco mi aspettavo che mi chiamassero perché io avrei
presentato un candidato da vincere al primo colpo. Ma di correre alle amministrative con una propria lista per il puro gusto di dar fastidio al centrodestra, Gentilini dice di non avere intenzione. Io non presenterò eventualmente una lista di disturbo, ma se io mi metto nell'agone politico farò una coalizione per vincere e non per disturbare gli altri. Non ho nessun interesse. Qualunque sia la decisione è rinviata, conclude, a dopo il 4 marzo, sempre che i prossimi giorni non riservino sorprese inaspettate. Torniamo alla cronaca adesso e andiamo a Venezia con un caso di un'auto che è piombata vicino all'esterno di una ditta di portabagagli e ha sfondato quello che è l'esterno di questo esercizio, un giallo su chi possa aver creato questo scompiglio, questo incidente. Allora ci racconta questa vicenda da Venezia Tommaso Stoppa. Sì, buongiorno da Venezia. Ci sono molti punti oscuri nell'incidente avvenuto la scorsa mattina alle 5 in Piazzale Roma e quindi si dovrà capire esattamente che cosa è avvenuto. Quello che sta di fatto è che i pochi passanti di quell'ora notturna si sono accorti che c'era un'auto schiantata contro il muretto dei Giardini Papadopoli, una monovolume grigia, che in qualche modo ha infranto i paletti che delimitano l'area della cooperativa Transbagagli e si è andata a schiantare. Siamo in Piazzale Roma, siamo all'interno dei parcheggi della Sosta Breve, un'area dove solitamente ci si muove a passo d'uomo e quindi non si capisce come possa essere avvenuto un incidente simile che dalla dinamica per forza deve aver coinvolto un'auto che si muoveva a grande velocità. Il conducente non c'era, si è trovata soltanto l'auto, quindi non si sa neppure se sia scappato o se sia andato, magari sia stato portato da qualcuno in ospedale. Si ipotizza che potrebbe esserci di mezzo una folle notte, visto che siamo in periodo di carnevale, magari qualche bibita di troppo. Su tutto questo sta comunque indagando la Polizia Municipale per cercare di capire cosa sia avvenuto. Naturalmente i transbagagli, che sono coloro che sono stati danneggiati da questo incidente, sono già risaliti all'assicurazione attraverso la targa dell'auto e hanno già chiesto i danni. Ulteriori aggiornamenti su questo episodio nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Noi adesso andiamo a Noale, restiamo nel veneziano con il cordoglio e il lutto per la morte del 14enne Alessio Bertoldo, un lutto che ha colpito tutta la comunità. Ha lottato per un anno contro la leucemia, che appunto si era manifestata per la prima volta nel 2017 e non ce l'ha fatta, purtroppo si è spento a soli 14 anni sabato scorso all'ospedale di Padova dopo l'aggravarsi delle proprie condizioni di salute. Era stato ricoverato nel nosocomio di Padova 2 settimane fa. Era un grande appassionato di ciclismo, era anche una giovane promessa del ciclismo, militava tra gli esordienti e fra qualche settimana avrebbe fatto il grande salto nella categoria degli allievi. Una intera comunità in lutto annuale per il povero Alessio Bertoldo. Adesso a Padova per parlare della caccia che è durata anni a un rapinatore che assaltava soprattutto negozi, ma non solo. Ci sono colpi accertati anche nel 2005 e non solo nel padovano ma anche nel veneziano. Un malvivente croato che è stato bloccato, finalmente arrestato dai carabinieri di Padova. Ci racconta questo blitz e questa inchiesta Federico Fusetti da Padova. Buongiorno da Padova. 2 rapine messe a segno domenica e altre 2 negli anni scorsi a Peseggia, in provincia di Venezia. Con queste accuse i carabinieri di Padova hanno arrestato un croato senza fissa dimora di 40 anni, un uomo che nel primo pomeriggio di domenica aveva fatto irruzione in un negozio di via Giotto in centro a Padova, si era fatto consegnare i soldi e poi poco dopo aveva
effettuato una seconda rapina ai danni di una donna di 43 anni, sotto la minaccia di un coltello si era fatto consegnare borsa e telefono cellulare, poi era fuggito, ma la stessa vittima e un altro passante l'avevano seguito, hanno nel frattempo chiamato i carabinieri che l'hanno raggiunto e arrestato. Il fatto insomma che i carabinieri siano sicuri che abbia messo a segno anche le altre rapine è dovuto al fatto intanto che il commerciante aveva riconosciuto subito dopo l'uomo senza alcun dubbio, e poi perché era destinatario di un ordine di cattura per le 2 rapine che aveva, secondo l'accusa, messo a segno a Peseggia, come abbiamo detto, nel 2005. Il coltello è stato sequestrato e l'uomo è stato trasferito in carcere al 2 Palazzi di Padova. Per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie a Federico Fusetti. Adesso invece parliamo sempre da Padova di un maxi sequestro di droga. Più di 70 kg di cocaina suddivisi minuziosamente in 65 panetti, a loro volta custoditi in 5 borsoni nascosti nel doppio fondo di un camion con targa slovacca. È un sequestro record, quello messo a segno dalla Guardia di Finanza a Limena, valore sul mercato circa 15 milioni di euro. In manette è finito l'autista, un uomo di Borgoricco arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e rinchiuso nel carcere 2 Palazzi di Padova. La droga era presumibilmente indirizzata al mercato campano. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale per raccontarvi una vicenda incredibile che viene dal Padovano, esattamente da Cittadella. C'è un 57enne vigile padovano che ha vinto una causa ventennale contro il comune di Cittadella per una negata promozione a vicecomandante appunto nel 1998, e adesso, vinta questa causa, dovrà ricevere 20 anni di stipendi arretrati. Una vicenda giudiziaria durata 20 anni e che non è ancora finita. Un concorrente si era classificato al secondo posto nel bando indetto dall'amministrazione comunale, ma il posto di vicecomandante dei vigili urbani venne assegnato un dipendente interno, senza pescare dalla graduatoria. L'uomo decise così di fare ricorso, il comune fece appello e la vicenda finì al TAR, che ha deciso. Il comune di Cittadella deve risarcire l'uomo, pagandogli la differenza di stipendio tra il ruolo effettivo e quello di vicecomandante che avrebbe dovuto avere, il tutto moltiplicato per 20 anni, oltre agli interessi legali. Il sindaco però ha già annunciato che farà ricorso al Consiglio di Stato. A Vicenza ora, dove fra una polemica e l'altra per la presenza di Under 16 si è chiusa con il botto, con il record, la fiera delle armi, il salone della caccia. Il sintomo è quello di una maggiore ricerca della sicurezza e della difesa personale. Ho la cassaforte in stanza, però spero di non adoperarla, né per spaventarli né per averne bisogno. Ho le armi, ma non le userei mai per legittima difesa. Non me la sento perché chi ha un'arma ha sempre torto. Ci sono secondo lei persone che la tengono ancora sul comodino, nel comodino? Sì, ci sono. Ci sono 2 dati che discordano tra di loro: il numero dei reati sul territorio in netto calo secondo la Polizia di Stato e la corsa ad acquistare un'arma, con i numeri del Viminale che ha fissato in 1.200.000 il numero di porto d'armi rilasciati nel 2016. Addirittura, secondo una rivista australiana, in Italia, se si contano anche le armi illegalmente detenute, esisterebbe un'arma ogni 9 abitanti, 7 milioni di pezzi in circolazione. E poi un'altra immagine discordante che non ha mancato di creare polemiche all'indomani della chiusura dei cancelli del Salone Internazionale di Caccia e Arte Venatoria di Vicenza, quella dei bambini a decine con in mano le armi esposte, accompagnati dalle famiglie con un... Io credo che piuttosto che nascondere una cosa pericolosa è meglio istruire e farglielo capire.
Armi da caccia, i più grandi marchi, ma anche armi da difesa in esposizione. Al salone non si poteva comprare, solo guardare. Rispetto agli altri anni la gente è molto più specializzata, arrivano, fanno quesiti tecnici, ti chiedono informazioni molto dettagliate. Gli esperti assicurano che all'estero le fiere sono molto più popolate, soprattutto di bambini. A Vicenza invece il sindaco ha già ipotizzato di lasciare fuori per la prossima edizione gli under 16. Quello che è certo è che il dibattito che lega le armi alla legittima difesa non è solo campagna elettorale, ma un tema molto, molto sentito. In caso di legittima difesa trovo giusto che sia giusto usarla, se se l'ha, dato che non abbiamo grandi difese da parte diciamo, dello Stato. Trovo giusto che uno in casa sua, nel proprio intimo, deve poter difendersi. Ti scassina la porta, e c'è una reazione che tu hai anche perché provi paura, no? Quindi sei costretto anche da un certo punto. Se per caso sono a casa, sono a letto, che loro mi vengono dentro, loro sanno che vengono dentro, però non sanno come vanno fuori, perché se io riesco a prendere in mano quello che ho dentro nella cassaforte. Lasciamo questo spaccato del Veneto, andiamo invece a parlare del Carnevale, a partire da Erika Chia, che è la Maria del Carnevale 2018, la vincitrice del concorso che ha visto a protagoniste 12 ragazze per rappresentare la bellezza e la tradizione veneziana, 19 anni, e arriva dal Sestiere di Castello. Erika, che studia economia aziendale a Padova, raccoglie il testimone da Elisa Costantini ed è stata proclamata ieri sera al Gran Teatro La Fenice di Venezia e verrà incoronata nel pomeriggio di oggi a Piazza San Marco nel giorno di Martedì Grasso, ed è un giorno, quello di Martedì Grasso, con l'attesa sfilata tra poco più di un'ora a Treviso con i carri mascherati. C'è una viabilità rivoluzionata in città, in centro del capoluogo della Marca. Allora ci colleghiamo subito con il nostro Lucio Zanato, che vedo proprio in posizione. Lucio, a te. Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori di Antena 3. Come vedete dietro di me il piazzale del mercato si sta svuotando, siamo al piazzale Burchiellati, siamo in uno dei punti praticamente di partenza di quello che è la sfilata dei carri 2018, con un'importantissima novità: per la prima volta cambierà il percorso e prenderà il percorso che è già stato testato per la sfilata degli Alpini, quindi l'arrivo non sarà più in Piazza dei Signori ma sarà in Piazza Vittoria, esattamente sullo stesso luogo dove maggio scorso sono sfilati gli Alpini, dove c'è stato il palco d'onore. Siamo con Giuliano Dal Pozzo che, come vedete, sta dando consigli un po' a tutti sulla viabilità, sui parcheggi, su come arrivare, subito come uscire. Grazie alla nostra Giuliana, la responsabile di tutta questa organizzazione. Allora, cominciamo con orario, numero di persone che sono previste e consigli per chi arriva o vuole arrivare a vedersi la sfilata dal vivo. Allora, la sfilata inizierà alle ore 14. Come vedete c'è un sole meraviglioso e attendiamo un 15.000-20.000 persone sul palcoscenico naturale delle mura, e poi per il gran finale in Piazza della Vittoria. Noi stiamo chiudendo la città, gli ingressi in città, per poter consentire lo sgombero sia dell'area mercatale che di tutto il percorso. Quindi allora, i consigli quali sono di parcheggio? Allora, consigliamo i parcheggi esterno mura, il parcheggio a Piani, il parcheggio Miani, il Teatro Eden, il Park del Negro, tutte zone facilmente raggiungibili al centro storico in 5 minuti, esterno mura. Ricordiamo di non poter venire in città in macchina perché siamo chiusi dalle ore 13. E andrà avanti la chiusura fino a che ora? Noi ipotizziamo per le 18, appena le strade saranno ripulite dall'azienda contarina, noi provvederemo a riaprire. Di quanti carri si parla? Quante persone sfileranno? Allora abbiamo 16 carri e 4 meravigliosi gruppi a piedi che apriranno la sfilata. Devo ricordare anche quest'anno un gruppo di genitori con bambini autistici che saranno all'apertura proprio della sfilata. Se ci sono domande, Nicola? No, grazie, è stata chiarissima la nostra vigilessa. E allora ti lascio, buon lavoro, allora, so che sarai proprio tu a seguire la sfilata del Carnevale, e allora tutta la giornata di festa e anche
la rivoluzione della viabilità questa sera nel nostro telegiornale di Treviso e anche del Veneto per raccontare la sfilata dei carri di Treviso. Questi preziosi consigli della polizia locale a poco più di un'ora, ormai un'ora dall'inizio della sfilata. Solo per ricordarvi, questa sera 20:10 che ancora una volta i riflettori puntati sulle politiche e quindi sui candidati protagonisti delle elezioni del 4 marzo. Questa sera ospite di Ferdinando Avarino sono Raffaele Baratto, candidato di Forza Italia, e Stefano D'Intino Sante di Sinistra Rivoluzionaria. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sarà una giornata di tempo asciutto e stabile sul Triveneto, dove a dominare sarà il sole. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 13 febbraio. Sul Veneto tornano ad esserci condizioni di tempo asciutto e stabile sulla nostra regione, dove splenderà appunto il sole. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, valori minimi tra -3 e 2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e stabile ovunque, bella giornata di sole dunque anche sulla nostra regione. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 7 gradi, minime tra -1 e 1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui bel tempo stabile, sarà una bella giornata di sole, il cielo infatti si presenterà sereno sui settori meridionali, al massimo poco nuvoloso altrove. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 8 gradi, minime tra lo 0 e 1 grado. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati settentrionali. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.